nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Celebriamo quest'oggi la memoria facoltativa di San Giovanni il Veggente di Guadalupe in Messico. E questa Santa Messa è celebrata in suffragio dei defunti Anna e Giacomo. E per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo con umiltà i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, che per mezzo di San Giovanni Diego hai mostrato l'amore della Santissima Vergine Maria per il tuo popolo, fa che per sua intercessione, seguendo l'esortazione della nostra Madre di Guadalupe, possiamo compiere sempre la tua volontà. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore, tuo Redentore, il Santo di Israele. Io sono il Signore tuo Dio, che ti insegnò per il tuo bene, che ti guidò per la strada in cui devi andare. Se avessi prestato attenzione ai miei comandi, il tuo benessere sarebbe come un fiume, la tua giustizia come le onde del mare. La tua discendenza sarebbe come la sabbia e i nati dalle tue viscere come i granelli d'arena. Non sarebbe mai radiato né cancellato il suo nome davanti a me. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita. Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita. Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore trova la sua gioia. La sua legge medita giorno e notte. Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita. E come albero piantato lungo corsi d'acqua, che dà frutto a suo tempo. Le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa riesce bene.
Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita. Non così, malvagi, ma come pula che il vento disperde, poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina. Chi ti segue, Signore, avrà la luce. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore viene, andiamogli incontro, egli è il principe della pace. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse alle folle: a chi posso paragonare questa generazione? È simile a bambini che stanno seduti in piazza e rivolti ai compagni gridano: vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non vi siete battuti il petto. È venuto Giovanni che non mangia e non beve e dicono: è un indemoniato. È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve e dicono: ecco, è un mangione e un beone, un amico di pubblicani e di peccatori. Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta per le opere che essa compie. Parola del Signore. La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Siano lodati Gesù e Maria. Oggi è la memoria di questo santo messicano, San Juan Diego, il veggente di Guadalupe. La Madonna scelse proprio lui perché era il più piccolo, in qualche modo. Era un'anima semplice, un'anima umile. Ecco i gusti dell'Immacolata. L'Immacolata sceglie sempre ciò che è semplice, umile e piccolo agli occhi del mondo. E quindi se vogliamo attirare le compiacenze della Madonna su di noi, dobbiamo farci piccoli, dobbiamo farci umili, dobbiamo farci semplici. Ecco, queste sono le preferenze della Madonna e noi dobbiamo, ecco, piacere alla Madonna per tutto questo, proprio come il santo di oggi, ecco, piccolo figlio mio, così lo chiamava la Madonna. E San Juan Diego poi ecco, si mise totalmente al servizio della Vergine Immacolata quando venne costruita la cappella sul luogo delle apparizioni. Ecco che poi ecco, questo santo trascorse tutta la sua vita dedicandosi alla cura di quel piccolo santuario che poi divenne quel grande santuario che c'è a Città del Messico. Ecco dunque, prendiamoci cura anche noi della Madonna, della sua gloria, di farla conoscere, di farla amare da chi ancora non la conosce e non la ama. E così ecco la Madonna si prenderà cura di noi, della nostra vita, fin nei minimi particolari. Quindi nulla sfugge all'occhio vigile e materno della Vergine Santa nella nostra vita. Dunque impariamo da questo santo umile e semplice la via dell'umiltà e della confidenza. Ecco, aveva una estrema confidenza nella Madonna, una grande familiarità con lei, quindi vivere in familiarità con lei, con la Vergine Maria, e chiamarla sempre il nostro aiuto, il nostro soccorso in tutte le difficoltà della giornata. Poi una parola anche per il brano del Vangelo di oggi,
che ci mette in guardia nei confronti di un peccato che è veramente tremendo, un peccato che difficilmente si riconosce, difficilmente si confessa magari, ecco. E qual è questo peccato? Il peccato dell'invidia. Ecco che Gesù mette in guardia con queste parole. È venuto Giovanni Battista che fa molta penitenza e dicono è un indemoniato. Sono venuto io, cioè Gesù, ecco che invece magari mangia e beve, e dicono ecco un mangione e un bevone. Ecco, quando uno è roso dall'invidia, interpreta sempre in male tutto quello che viene fatto dagli altri, mentre quando uno vuole bene una persona, interpreta sempre in bene ciò che fa quella persona. Ecco, l'invidia è veramente tremenda perché ci toglie la gioia dal cuore, ecco, è l'unico vizio che non dà assolutamente nulla. Gli altri vizi danno qualcosa di effimero, di ingannevole, mentre l'invidia non dà proprio nulla. Ecco, chiediamo proprio alla Vergine Santa che voglia liberarci completamente da questo vizio dell'invidia, che ci voglia proprio far crescere sempre di più nella carità, in modo tale da piangere con chi è nel dolore e da rallegrarsi con chi è nella gioia. Siano lodati Gesù e Maria. Io credo in te, Gesù, io spero in te, Gesù, io amo te, Gesù, confido in te, canterò la tua misericordia, la più grande attributo di Dio, in eterno di fronte a tutto il popolo, la tua misericordia canterò. Gesù, io credo in te, Gesù, io spero in te, Gesù, io amo te, Gesù, confido in te. Due sorgenti sono scaturite come raggi dal cuore di Gesù, non per gli angeli né per gli arcangeli, ma per i peccatori le donò. Gesù, io credo in te, Gesù, io spero in te, Gesù, io amo te, Gesù, confido in te. Oh Maria, noi non siamo i tuoi, intercedi con Santa Faustina e le grazia della misericordia il tuo Figlio divino elargirà. Gesù, io credo in te, Gesù, io spero in te, Gesù, io amo te, Gesù, confido in te. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio. Lode e gloria del suo nome, per il bene nostro di tutti.
L'offerta che ti presentiamo, Signore, nella memoria di San Juan Diego, ottenga a noi, ai tuoi fedeli, i doni dell'unità e della pace, per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi, Con il tuo spirito. in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. Nella mirabile testimonianza dei tuoi santi, tu rendi sempre feconda la tua Chiesa e doni a noi un segno sicuro del tuo amore. Il loro grande esempio e la loro fraterna intercessione ci sostengono nel cammino della vita, perché si compie in noi il tuo mistero di salvezza, e noi, uniti agli angeli e a tutti i santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Veramente santo tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. È il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
della fede. Annunziamo la tua morte, celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Juan Diego e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero, conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giampaolo, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. tuo regno, tu la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnus Dei, Quid volis peccata miserere nobis. Agnus Dei, cui volis
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Ostia santa, in cui il testamento della divina tua grande misericordia, in cui il corpo e sangue del Signore, segno d'amore per noi peccatori. Ostia santa, in cui è la sorgente dell'acqua viva per noi peccatori. In te il fuoco purissimo d'amore, la tua divina misericordia. Ostia santa, in te la medicina che dà sollievo alla nostra debolezza, vincolo santo tra Dio ed ogni uomo che confida nel tuo amore.
Preghiamo. Saziati dai tuoi santi doni, ti amo, Signore, il servizio sacerdotale compiuto nella memoria di San Diego accresca in noi la grazia della tua salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre Madre di Dio, non le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii nostro presidio contro le malvagità e le insidie del demonio. Capo supremo delle milizie celesti, fa sprofondare nell'inferno con la forza di Dio Satana e gli altri spiriti maligni che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Amen. quando nell'ombra cade la sera e questa umane la mia preghiera
come